L'indagine è articolata e le intercettazioni allargano a macchia d'olio i nomi dei soggetti che via via vengono messi sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. E in questo contesto si è dimesso dall'incarico l'avvocato di Totò Cuffaro, Claudio Gallina Montana, nel quale sarebbe emerso un possibile coinvolgimento nell'avere creato il contatto tra l'ex governatore della regione e un esponente delle forze dell'ordine finito sotto inchiesta perché accusato di essere una talpa e avere rivelato dell'investigazione in corso. Ma non è solo questo che complica una situazione resa ancora più intricata dal presunto coinvolgimento di alti burocrati della regione su diversificati campi e tra sanità e appalti. Ieri è saltato fuori anche il nome di Salvo Cocina, dirigente della protezione civile, presunto destinatario di una mazzetta. Cocina, sempre secondo le intercettazioni, avrebbe intascato il denaro senza rispondere con la contropartita richiesta da Cuffaro e l'imprenditore catanese Capizzi. Un sistema che sembra avesse una finalità: raccogliere il massimo dei consensi per consentire a Totò Cuffaro di tornare a candidarsi a governatore della Sicilia, obiettivo che avrebbe confessato al suo fidato collaboratore Vito Raso, anche lui finito sotto inchiesta. Nel descrivere le precauzioni prese per blindare le sue comunicazioni, i magistrati evidenziano che Cuffaro a volte usava l'utenza della moglie e quella di un altro collaboratore, Antonio Abbonato. Ma il terremoto non scuote il presidente della regione Renato Schifani, seppur voci di corridoio riferiscano dell'ira di Giorgia Meloni per quanto sia accaduto in Sicilia con le inchieste che nel tempo hanno gettato forti ombre su un sistema rivelatosi opaco e nebuloso. Dalle sue pagine social, Schifani afferma, in risposta alle opposizioni che chiedono la chiusura anticipata della legislatura: ho preso un impegno e vado avanti perché la Sicilia viene prima di tutto. E noi chiediamo a Schifani di aggiungere la Sicilia e i suoi abitanti, quelli che si impegnano e rischiano tempo e capitali propri per la sua crescita, senza nulla chiedere in cambio a quella politica che si è tradotta in affari e clientele per pochi. Ma questa è un'altra storia.